Parleremo tra pochissimo. Intanto apriamo il nostro telegiornale nel segno del ricordo di una figura molto importante per quanto concerne la nostra regione. Si è spento infatti oggi a Milano all'età di 83 anni Enzo Bearzot, nato a Ioannis, frazione di Aiello del Friuli e commissario tecnico campione del mondo, che chiaramente moltissimi ricordano, di Spagna 82. Tutti gli ulteriori dettagli ci arrivano però dal prossimo contributo realizzato dal collega Omar Costantini. Il vecchio ci ha lasciati. Enzo Bearzot, da tempo malato, non è riuscito a vincere la sua ultima partita. 83 anni, friulano di Ioannis, frazione di Aiello del Friuli. Per tutti resta il CT campione del mondo a Spagna 82. Un friulano di ferro, un uomo che ha costruito e cementificato il termine gruppo nel mondo del pallone nostrano. Da giocatore era un mediano dai piedi buoni, ha vestito le casacche di Pro Gorizia, Inter, Catania e Torino. Bearzot ha collezionato anche una presenza in nazionale da giocatore e in totale ha disputato 251 partite nella massima serie. Una volta appese le scarpe al chiodo è subito diventato allenatore, iniziando come vice di Nereo Rocco e del Mondo Fabbri, poi al Torino, per passare alla sua prima vera panchina alla guida del Prato in Serie C. A fine anni 60 l'entrata in azzurro come selezionatore della neonata Under 23 e poi vice di Ferruccio Valcareggi nella nazionale maggiore ai mondiali del 70 e 74. Nel 1975 diventa allenatore della nazionale azzurra con Fulvio Bernardini direttore tecnico, responsabile unico dal 1977. Nel 1978 plasma il suo capolavoro durante il mondiale d'Argentina. Assembla una nazionale formata da giovani di belle speranze, con alcuni navigati nocchieri di esperienza internazionale, offrendo al mondo gioco e spettacolo. Battiamo l'Argentina al Monumental di Buenos Aires davanti al presidente generale Videla, con un'azione da manuale del calcio conclusa con un gol di Bettega. Non vinciamo quel mondial solo perché la palla è rotonda, grazie a due prodezze balistiche degli olandesi. Nel 1980 il mosaico prosegue verso Spagna 82. Arriviamo quarti nella fase finale dell'Europeo giocato in casa, ma la nazionale paga dazio dallo scandalo Totonero che alcuni mesi prima aveva privato gli azzurri di pedine fondamentali. Arriva l'anno Domini, 1982. Si parte per Vigo con la critica addosso. Nessuno scommette una lira. I giornalisti bollano il vecchio come un bollito. Bearzot invece, da bravo friulano, costruisce il suo gioiello, impone il silenzio stampa nominando Capitan Zoff unico portavoce della squadra. Oglia al punto giusto il meccanismo, passiamo il turno grazie alla differenza reti. Nella seconda fase ci capitano l'Argentina di Maradona, campione del mondo uscente, e il Brasile di Zico e Falcao. Le valigie sono pronte per tutti. Invece arriva quello che nessuno immaginava. Battiamo 2-1 l'Argentina di Maradona, ma soprattutto eliminiamo il Brasile nella famosa battaglia del Sarriá, 5 luglio 1982, con Paolo Rossi, fino a quel momento l'ombra di se stesso, capace di infilare la rete carioca per 3 volte. Da lì in poi sarà trionfo, con la conquista del mondiale nella finale di Madrid contro i tedeschi, allora occidentali. Poi al rientro verso Roma la famosa partita scopone in alta quota, con la Coppa del Mondo al centro nella sfida tra Bearzot e Causio contro Pertini Zoff, vinta dal Vecio, nell'unico errore fatto da Dino Zoff in quel mondiale. Durante gli anni azzurri l'unico neo del Vecio fosse quello di non lasciare il timone della nazionale al termine del trionfo. Troppo legato ai suoi uomini, il grande nocchiero ha fondato con loro, sempre a testa alta, prendendosi le colpe dei fallimenti post-82. Quando un ciclo finisce inizia subito un altro, ma non sempre gli ingranaggi funzionano alla perfezione. Non ci qualifichiamo all'Europeo dell'84, vinciamo solo la gara di ritorno con Cipro, facendo figure magre durante il girone di qualificazione. Al Mondiale dell'86 ci presentiamo da campioni del mondo uscenti, stavolta è un'altra musica. Passiamo al primo turno, ma l'avventura termina subito dopo, agli ottavi, quando ci dobbiamo inchinare davanti alla Francia di Michel Platini. Bearzot a questo punto cede il timone ad Azeglio Vicini. Da qui in avanti il grande vecchio si ritirerà in una sorta di clausura volontaria. Non ama le luci della ribalta, non ama il nuovo calcio troppo business e poco umano, non ama i media. Oggi si è spento, ma il suo ricordo non verrà cancellato, perché Enzo Bearzot non è un personaggio dei tempi moderni, ma un uomo, un professionista, un umano, un friulano che ha insegnato e lasciato tanto a coloro che vogliono intraprendere la vita nel mondo del pallone. Mandi Vecio e grazie ancora.